Dopo il caso di commistione tra rete idrica e fognaria a San Leone nella zona del Porticciolo, l'intervento di Girgenti Acque, un collettore è stato ostruito. Daniela Spalanca. La strana commistione tra acque nere e bianche a San Leone, nella zona del Porticciolo, il mistero della fuoriuscita di acqua nera dai rubinetti dell'acqua corrente, l'allarme lanciato da residenti e commercianti a Girgenti Acque, dato che dalle prime verifiche era subito emersa la presenza di liquami nell'acqua. Oggi il mistero è svelato. Secondo accertamenti più dettagliati da parte del personale tecnico dell'azienda, in via Caruso, all'incrocio con lungomare Falcone Borsellino, è stato individuato un guasto sulla rete idrica, antistante un collettore fognario ostruito che quindi risultava pieno nella fase del processo di aspirazione dell'acqua, facendo defluire i reflui all'interno della condotta. Difficili le fasi di ricerca del guasto, come replicano dagli uffici di Girgenti Acque, dato che il personale tecnico ha provveduto a effettuare tutti gli interventi necessari, tra campionature, espurghi, chiusura dei distributori sul tratto di condotta compreso nei pressi del Porticciolo. Sigillate anche le saracinesche e chiuse le valvole di arrivo dell'acqua nelle utenze ubicate nel tratto di strada in questione. Così come evidenziato dai tecnici dell'azienda, è stato predisposto lo svuotamento delle vasche idriche degli utenti, con conseguente igienizzazione delle vasche stesse e fornitura tramite autobotte. Per riattivare la regolare distribuzione idrica si dovranno attendere la pulizia e la disinfezione della condotta idrica. Un episodio che la stessa Girgenti Acque reputa increscioso, oltre che strano. Non è escluso, nonostante non vi siano prove tangibili, che ignoti abbiano causato il danno, e proprio per fare chiarezza il personale tecnico dell'azienda sta lavorando per ricostruire le dinamiche dell'episodio, pur non essendo stata presentata alcuna denuncia alle autorità giudiziarie.